Si è svolto ieri negli spazi della Manifattura Tabacchi di Cagliari l'ultimo appuntamento del programma Grazia Deledda, la donna che non mise limiti alle donne, proposto dal Comitato Istituzionale guidato dalla provincia di Nuoro per celebrare il 150° anniversario della nascita della scrittrice, unica donna italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la letteratura. Il programma si è concluso con la presentazione del volume Grazia Deledda dentro l'intimo segreto del grande sogno di Dino Manca. A dialogare con l'autore del libro, il giornalista Anthony Muroni e l'amministratore straordinario della provincia di Nuoro, Costantino Tidu. Ma il bilancio credo che debba essere considerato positivo, perché i 150 anni hanno rappresentato una svolta nel modo di pensare e soprattutto di leggere Grazia Deledda come scrittrice non solo sarda, ma scrittrice nazionale, europea e internazionale. I progetti intanto stiamo chiudendo con i 150 anni, quindi l'ultimo atto è la presentazione del libro, la divulgazione di questo bellissimo libro scritto da Dino Manca, che può essere considerato un testo organico delle opere di Grazia Deledda. Credo che sia importante innanzitutto ringraziare non solo il Comitato Istituzionale, Comune, Fondazione, MAN, Università, ma soprattutto ringraziare anche la Regione, nella persona del suo Presidente, per aver creduto in questo grande progetto che abbiamo portato avanti dal 2021 e che si conclude quest'anno.